Amici di Directo Sport, benvenuti a Barisardo. Tutto pronto per l'inizio del secondo trofeo Benedetto Pirasso, una bellissima manifestazione di calcio giovanile Under 15 che mette a confronto rappresentative di 8 diverse regioni in quello che si prospetta essere uno dei più interessanti tornei di calcio giovanile a livello nazionale. A Barisardo partiamo con il girone B, partita di cartello fra la Toscana e la Lombardia, in quella che ha a tutti gli effetti una rivincita della finale del torneo delle regioni giocato ad aprile a Cuneo. Sono proprio i giocatori della Lombardia con Tedone a provare il primo vero attacco di questa partita. Allontana bene in questo caso Gherdina, non ha finito però la Lombardia che insiste ancora con Correnti, il tentativo di destro. Vediamo come da categoria si gioca con due tempi da 35 minuti. La Rabona addirittura tentata da Nardin, la palla rimane lì dopo un intervento non perfetto di Sampieri, ha rischiato. In 6 a saltare anche i toscani, palla interessante verso il centro, colpo di testa, ha provato a coordinarsi Pietro Vasselli. Fardin, occhio al destro del numero 5, sta prendendo gusto Fardin, continua a calciare ogni volta che si apre un po' di luce verso la porta. Ottimo passaggio di ritorno per il numero 3 che mette dietro, apre il destro Lanini, collassa perfettamente la difesa della Lombardia che ora però non esce più, allora è Rinel. Apre col piattone per Di Luca che pensa al destro, lo lascia partire, il corpo però all'indietro, la palla va altissima. Per la difesa lombarda. Vasselli, parte il cross verso il primo palo prolungato praticamente dalla difesa e poi arriva al destro da parte del numero 3 Andrea Bonfanti. Ha provato a coordinarsi col pallone che rimbalzava al limite dell'area. Bella palla per Santini dentro l'area, al numero 18, passa Santini, Pessagno, che parata, mamma mia. Si propone anche Olovko, Correnti va invece verso il centro, la palla che spiove. Tentativo di Scalvini, Villa poi tiene lì, ma Lottiti porta via. Una Correnti che però scippa ancora, pensa anche al destro, lo lascia partire. Occhio adesso a Fardin, punta ancora verso l'area Fardin, sinistro di Fardin. A centimetri dal gol del vantaggio la rappresentativa lombarda, sempre col solito numero 5. Pallone verso il centro, arriva la deviazione di Jacopo Falchi con Pessagno che si esalta ancora. Braga, Tabini, ancora da Braga, riesce nel dribbling su Gherdina, scarica il mancino, gran tiro di Braga, palla che accarezza il palo alla sinistra di Sampieri, di Manzinali, e allora corre Tabini, palla interessante per Braga, il dribbling del numero 2 che entra in area bene, Braga col sinistro, apparecchia ancora verso il secondo palo. E poi ancora, occhio alla possibilità per andare nuovamente dal numero 9 con Tabini e la Viola che si trovano bene. Poi altro destro potente, stavolta da parte del numero 16 Scalvini. La palla che però non ne vuole sapere di entrare oggi. 5 in barriera per Sampieri. Va Braga! Illusione del gol dalla nostra postazione. La palla però va fuori. E Rinel aveva fallo la Viola, ma la palla l'ha recuperata Bonfanti, intelligente il pallone per Loi dentro l'area, il numero 10 Loi, Pessagno decisivo. Altro lunghissimo rinvio di Sampieri, Loi passa davanti al proprio avversario, lo salta, ancora Loi, il pallone per Sanogo. Era tutto buono, non riesce a sbloccare la partita all'ultimo secondo.
la Toscana, arriva anche il triplice fischio del signor Francesco Succu. Allora, la prima giornata di questo girone B del secondo trofeo Benedetto Piras fra Lombardia e Toscana finisce 0-0.